Questa vaina è stata con Giudu de sa Regione Sarda, imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22. Custotta, popò di chistionai de un santo antico de sa Sardegna, de peus andai in cicca de su dimoniu, in domu su e tutto, a su terra. Pocantu su logo sias curioso, nos agattaus a s'inferro manca donai, ma si agattaus in Poggio dei Pini, in comune de Capoterra. A intre no fortino gli è stato fabbricau in su 1942 con sa funzione de vai de castiadori. Deppia serviri ai militari italianos e tedescos vorbettai sa marina de Capoterra timmendi che non arrivessi in tis americanos o s'attriviri a fare uno sbarco. Su fortino via segreto è stato sgavau dotto in sa rocca Bia e a sa parte vorsa teni fentanas dotto tramutadas po parri stuviolos naturalis de sa rocca. Questo luogo non è inferro, ma un inferro è diventau, poi soldaus che vianta in noi de guardia in su 43, quando dess'Africa vunti arribaus i bombardieri des inglesos e des americanos e antighettau i bombas a pizze casteddo e danti sciusciata casi in sudotto. Issus vianta in noi e podiant abiri tottu gusta distruzione dessa città di De Casteddu che non se podi vai nudda, poitta is aeroplanos vianta talmente tanti in atto che is cannonisi che teniant is italianos non dus podiant colpiri. Proprio vorsisi, posso fatto che in noi su logo e ai cipreno de dolo e disisperiu podidessi che paganno sfaidi, gente in pago strana, ascerau de benni a in noi, po adorai a su dimonio. E in immurus di bieusu is arrastros. Tottusu, prusom mancusu, scieusu che su 666, su 666, è su numero de sa bestia, su numero de su dimonio. E scieusu che una stella a intre un odundu è su seglio cosa sua, su simbolo de su dimonio. Ma si duseus mai domandaus poitta su sesi sia su numero de su dimonio e sa stella a intro de un odundu su simbolo de su dimonio? Podo podi sciri de peus andai a liggi sa Bibbia.
In sull'ultimo libro della Bibbia, sul libro dell'Apocalissi, c'è questa descrizione dell'ultima guerra entre su bene e su male, a Savini dei tempus, con sa vittoria finale di Gesù Cristo. E in su capitolo 13 ligeuso. Et vidi aliam bestiam ascendentem de terra, ma sigeuso naturalmente ligendi in sardo. E appu bio, un'altra bestia, pesendi sindi de terra, issa ha fatto de manera ghidottus, picciocus e mannus, arriccus e poverus, liberus e sciaus, arriccessi in unuselio in sa mano deretta in su fronti, e chi nisciuno potessi comporai o bendi, che pottai gustuselio, e adessi rannai su nomini dessa bestia o su numero de su nomini su. In noi staidi sa sabiduria, chi ni esti intelligenti, gracculi su numero dessa bestia, e su numero dessa bestia esti su 666. Doncas bieus su sesi, scritto in sa Bibbia. Poi, sempre s'Apocalissi, zighidi narendi sa battaglia che c'è stettia a intre su beni e su mali. E c'è stettia una battaglia in su gelo, Micheli, con is angelus sus, guerrada contra su dragoni. Su dragoni e is angelus sus anticumbattio, ma no antipoziu binci, e poissus no c'è su stettiu bruslogo in su gelo. Su dragoni manno, su color antico, chi dinanta diaulo e satana, su sbeliadori dedottu su mundu, estetio gettau abascio, estetio vuliau in sa terra, e in pari con issu si vunti spentum maus is angelus suus puru. Quindi, il tanara questo passo dessa Bibbia, che su diaulo fiada in origini un angelo, e quest'angelo estetio gettau abascio de su gelo, che anda a perdere sa battaglia contro Gesù Cristo e contro Santo Micheli. E Gesù Cristo è tutto narra in suo Evangelio. Appu bio a Satana a roincinci de su gelo gumenti unu lampo. Itta vini appa fatto su demonio quando cesti spentummau in terra, si du contada su profeta Isaia in su capitolo 14. Ligeuso, tocca da ligi un arroghetto in latino, poitte sapatti pros interessanti bonoso. Detracta est ad inferos superbia tua, concidit cadaver tuum sub terte sterne turtinea et operimentum tum erunt vermes. Quomodo cecidisti de cielo Lucifer, qui mane orie baris, e moisigeuso, narendid sardo. Savana gloria tua, c'è caladas in ferro, impari a sagarogna cosa tua, in moi groccas in subudesciori e funtis bremmis ad ivaimon manta. Commente chi Cesar rutto de su gelo, Luciferro, fillo de sunei, commente chi t'incianti gettaun sa terra o summeri dei gentis, e puru, fiasta dui chi pensasta in coro du, inciappaziai a su gelo, a pizzu deis stellas de Deus, a papponni su trono, a pabivi in su monti deis fidelis, vera domo divina, inciappaziai brusinartu dei nuis, in il logos prus excelsus, e mappa vai paris a Deus altissimo, e invece t'incianti gettau a s'inferro ed isesi spentummau in sus perevundu. Doncasa su diaulo itaviada in origini, gustu Lucifer i testi. Esti una stella e gusta stella chi via lucente in su gelo a un certo punto estettia vuliada in sa terra e questo si spiegata su selli e su demonio. Issu è sa stella e su dundu a singirio de gusta stella e sa terra e su mondo a undi su diaulo si esti spentummau. Ma che questo demonio
si narà Luciferro, commenti sceuso de Isaia. Commente è possibile che vinzas a uno santo si naressi di Luciferro, uno santo che vive un castello in su secolo IV? Poi dopo di sciri, depeus andai a ciccai a questo santo pure un domo sua, in s'ultima dimora cosa sua, sa tumba, chi s'agatta proprio in castello. Seusu arribausu in castello, anante sa gresia fabbricata a pizze sa tumba de Santo Luciferro. Questo grande santo, obispo de Castello, sceusu che è morto a 80 anni in sanno 370 d'Oncasa e nasce in sanno 290 a Singirio. Podidessi che Santo Luciferro vi esistette un compagno de Santo Saturrino, su martiri morto in sa persecuzione de Diocleziano de su 304. Ma commenti mai, su babbe e sa mamma e gusto pippio, ianta decidio de donai un nomini, chi fiada su nomini de su demonio, commenti e un ligio in is paginas de sa Bibbia. Ci funti due possibilitadisi. O custus babbo e mamma fianta paganoso e doncasa a su pippio danti donao un nomini che via da uno dei titulus de su Deus Apollo, su Deus de su Soli. Oppure fianta già i cristianoso e a su pippio danti donao un nomini che via da uno dei titulus de Gesù Cristo, commenti custu puro poteu ligi in sa Bibbia. Tanti vai un esempio, poteu pigai sa seconda littra de Santo Pedro, a undi ligeuso. E a icci teneuso Sammello conferma, de su fueddu profetico, a su gali vesi beni donendi di attenzioni, commenti a una lantia lucenti in logus curioso, finza saccandu torri di aopresci e Luciferro, sa stelle su mengiano, venga da nasci in iscorus vostros, et Lucifer oriatur in cordibus vestris, narada su testu latino. Doncasa ci funti Luciferro diaulo, portatori de luci, ma sa luci cosa sua e sa luci de su fogo de s'inferro. E cesti Luciferro santo e sa luci cosa sua e cussa de sa resurrezione de Gesù Cristo, sa luci de sa veritadi, commenti Luciferro santo a dimostrau in tottu sa vita cosa sua. Dopo di fabbricare questa gresia, sa municipalità de Castello e ha posto un'imposta a pizze su commercio del su tabacco, di ad aumentata del su 100% addirittura. Andau a sapere come tanti spendio tutto questo dinai in 30 intro. Essendo stati fabbricata per onorare a su santo e a sa città di De Castello, sa gresia è stata fabbricata manna e bella. Il traballo su funti cominciato in su 1642 e funti accabato in su 1686. In questo periodo, questo luogo, vi ha un luogo esatto, via campagna, e sa municipalità ha pensato di donare sa gresia in affidamento a Galincuno e a scerau s'ordine de Santo Dominico. S'ordine de Santo Dominico, in noi de Pia Venni, tenni sa gresia e overri una scuola de teologia. In su mentrisi però è succedio è scoppiata sa guerra de successione spagnola e noi su luogo via pericoloso.
Quindi is dominicanos non funti benius e funt arribaus is franciscanos, che funti aturaus 3 annos o 4. A sa fine de sa guerra i dominicanos funti torraus in sa Gresia e bieus meda rastrus de sa presenza cosa in zoro. Is prus importantis funti is arregioleddas chi s'agattant in sa scalera de s'altari maggiori, a undi funti vintaus i sistemas de Santu Luciferro e Tottu, un achili con 2 concas, su stemma de sa municipalidade de Casteddu, de cussu periodu, con is palos de Aragona e su stemma de Santu Dominicu. Plus importante ancora, un grande quadro che s'agatta doi in su transetto meridionale de sa Gresia, a un depintata a su centro Nostra Signora de San Roseri, che è sa patrona des ordini de Santu Dominico, ingiriata a una parte de Santu Luciferro e a s'altra de Santu Dominico in Genugonisi. Ai spesi i 5 rappresentanti dessa città di chi si naranta i jurados, i giuraus. I dominicanos funt atturaus in questa Gresia vinzas su 1769, quando è stato fatto su Palazzo Nou dell'Università in Casteldessuso e issus si funti trasferius con tutta sa scuola. Funti inzandos arribaus is paras des ordini de sa Santissima Trinitadi, benendi de sa Gresia de Santu Bardiri, chi s'agattata a un di moi cesti su Camposanto de Bonaria. Antipottau su cultu de su Santu Cosenzoro, Santu Bardili, c'è un quadro de gusto santo, ma prus che tutto sa venerazione possa patrona des ordini dessa Santissima Trinitadi, Nostra Signora de su Remedio. In sa parte de fondo de su transetto meridionali c'è un grande altare dell'inna indorata e a intre su niccio sa statua de sa Madonna de San Remedio che è stata avvatta de su prommanno scultore de sa Sardegna de su Settecento Giuseppe Antoni Lonis. S'architetto Juan Battista Perez, che ha costruito questa Gresia, e ha tentus ordini de davai a rispettendi sa Gresia antica de Santu Luciferro che si via da scoperta in su 1600. E si t'ha fatto sa Gresia dadi inserrata, sa Gresia antica, a sutta de saltari maggiori de sa Gresia Noa, che infatti bieuso che è meda attu. De una patta satra de saltari ci funti 2 scaleras e si potete entrare in sa cripta. Questa cripta adeniada, ananti che vessi tutto restaurata in su secondo appusti de guerra, una statua de Santu Luciferro dromendi su sonno de Sammotti gli segnala proprio su logo a un di via steti agattata sa tomba. Questa statua è poi stata portata in noi a Pizzusu e s'agatta da intro de una capilla laterali. È interessante i contai commenti è stata scoperta sa tomba de Santu Luciferro. De un libro antico che si narra da Passio Sanctorum Luxori Ciselli et Camerini, e adesso su conto de su martirio de Santu Lugiori Ciselle Camerino, si scieda che stumbas deis Pippiuso Ciselle Camerino vianta stetti scavadas in su logo, narra da icci proprio questo libro, in su logo a undi in moi s'agattata sa Gresia de Santu Luciferro Confessori. Doncasa, un'otta agattatas istumbas dei Santus Ciselle Camerino, a Singirio ci deve adessi sa Gresia e sa tomba de Santu Luciferro. Istumbas de Gustus Pippius funti stetti agattatas in su 1615 e infatti in questa Gresia c'esti un grande quadro a undi è pintato proprio Santu Lugiori con is dus Pippius. In su 1618, in reliquias dei Santus Lugiori, Ciselle e Camerino, funti stetti studadas con grande onori in su santuario dei martiris de sa cattedrale de Casteddu. Scavendi dotta Singirio, de gusta Gresia a undi si vianta gattadas reliquias dei Santus Lugiori, Ciselle e Camerino, a Savini, in su 1623, è stata scoperta un'altra Gresia antica dotto Sciusciata, e a intre questa Gresia proprio sa tomba de Santu Luciferro, una tomba che vi ha segnalata in direttura de 3 iscrizioni. Sa Gresia, un'otta scavata a sa tomba, è stata adotta restaurata, bondi vai un luogo de pellegrinaggio. Andaus doncas in pari a viri itta este atturau de questa cripta antica.
A Luciferro Santo Doncas diventa donao ponomini uno dei titolus pros bellus de Gesù Cristo, su chi porta sa luce dessa resurrezione, cosa sua, che vegna a torrai sa vita in su mondo de su peccao e de sa morti. E Luciferro puro est una luce dessa cresia chi non sa da studai mai, commenti sa ricordo su ad addurai po sempre. Ma ita fatto questo Luciferro santo, o duvai santo, cioè ita scieso dessa vita cosa sua. Scieso chi è nascio facci a su 290. De questo momento sparessi de scronacasa, sa figura de Luciferro, e du torrau sagattai già gli uomini fatto, non scieso quando si è fatto preti, poi itta si è fatto preti. Scieso che in anno 354 s'agattata in Roma a sa corte de su Papa Liberio e ad ottennio de isso un incarico de meda importo. Su Papa diada incaricao de andai a un des imperatori Costanzio II podo convinci a convocare un concilio in sa città di francesa de Arles. Ma ita serbia da questo concilio? Sa questioni è un poco difficili. In sa Grecia de Alessandria d'Egitto, in is primus decennius del IV secolo, uno predichi di naranta Ario si viada inventau una teoria che narrata che su villo, seconda persona dessa Santissima Trinità, non podia ad essi uguali e pari a su Babbo e a su Spirito Santo. Ario, insomma, negata su dogma dessa Trinità Santissima, che è su dogma principale del suo cristianesimo cattolico. Subito, is atros vescovos condennau a Ario e in direttura uno concilio, su concilio de Nicea, del su 325, da proprio condennau pubblicamente. Però che succede? Sa teoria de Ario non si scidi manco bene poita e pragia a is familiaris des imperatori Costantino, ai fillus, ai nurasa, e quindi questa teoria de Ario, nonostante sa condenna ottennia in su concilio de Nicea, è andata a innanzisi. Anzi, a un certo punto, s'imperatori, Costanzio II, che vi ha succedio a su babbo Costantino su manno, ha proprio in pratica si è posto, volia da obbligare a totus is cristianos a diventare arianos. C'è stata una grande resistenza e su Papa e Ubio ha domandato a Luciferro di interessare per convocare questo concilio. Un altro concilio, sempre per discutere sa questione ariana, è stato appunto si convocato in anno 355 in Milano. In Milano ha gattato in pari a Luciferro, in Gonipuro, ambasciatore del suo Papa, a un altro santo sardo, a Sant'Eusebio, che via da su vescovo de Vercelli. Cominciano a discutere, s'imperatori volia in ogni maniera che i dotti vescovi vir messi una dichiarazione de vidi ariana. Luciferro nara canò, Eusebio nara canò, su vescovo de Milano nara canò, un altro vescovo Ilario de Poitiers nara canò, Atanasio de Alessandria su grande capo dessa rivolta contra Esarianus nara canò, tutto esatros naranta così. E tutti i vescovi che si funti rifiutaus dai ponimenti a imperatori funti stetius mandaus in sesilio. Sesilio de Luciferro è stato meda dostau e difficili. Il sestetio sa primotta sbandio in un luogo che si narrata Germaniccia in Siria. Una tarotta poi Dante spedio in Eleuteropoli, che via da in Palestina, e a Savini ci Dante mandau in Sadebaide, in sul deserto dell'Egitto, 50 gradi a sombra d'ogni addiri. In Sesilio, Luciferro
itta vaidi si torna a scrivi, e in questo periodo scrivi 5 libri. I titoli sono tutto un programma. Basta da intendi. Non si deppi discuti con i eretticus, dell'anno 356. Contrasai sul reisi che anti arrennegau s'avvidi, un altro. Poi scrivi 2 libri a pizzo de Sant'Atanasio, suo compagno vescovo de Alessandria d'Egitto, voto difendi. Poi taga Costanzio Duboliada condennai. Un altro libro si narra non si podinti perdonai ischi offendinti a Deus, e s'ultimo è bisogna da ammorri po su beni de su villo de Deus, moriendo messe pro dei filio. Quest'ultimo libro è meda interessante, poi t'ha dato scritto, esti praticamente Luciferro declara di essere pronto a ricevere sul martirio. Poi t'ha dato scritto questo libro. Poi t'ha satro, i surresi che anti a renegao s'avvidi, via da incapitao in mano des imperatori, e s'imperatori si via da offendium, meda. Vi ha fatto scrivere de uno ministro, che si narra Fiorenzo, e gli ha domandato, ma tu veramente mi hai scritto tutto questo malos fuedos in questo libro? È stato scritto proprio de lui? E t'avai di Luciferro, piga da carta e pinna, e scrive a imperatori, certo, se ostetio proprio Deo ad iscrivere su chi t'ha scritto, e ti dorrannai chi tu isesi, Santi Cristo, adinai diavolo e troppo onori, poitta tu isesi suzzeracco de su diavolo, tinau lupo, poitta in s'Evangelio si narra de buona attenzioni, de donai attenzioni a cussus lupus che si bistinti con una peddi de angioni, poi si podi pappai tottu isbreveisi, e tu isesi uno dei gussus. Insomma, io comprendo come ti via su carattere di gusto Luciferro. E su carattere cosa sua, questo carattere aici do stau, e tutto fuoco, isso tu a dimostra puro, in sanno 361, mori di Costanzio II, imperatore ariano, e di succede di Giulianus Apostata, che via pagano. Essendo pagano, a isso des arianus non dinti potta nuda, e ha fatto un decreto e ha torrazzo il re d'esilio a tutti i sbandius. Luciferro puro podia tornare ad Omo, e invece si t'ha fatto e sta andando in Antiochia, e in Gonis in Antiochia ha fatto un altro vescovo, possa cresa di Antiochia, che via da una città di grandissimo importo des antichitadi, può sostituire Gussu Ariano. Ma questa cosa, da fare, non dianta donau s'autorizzazione, né su Papa né s'altro vescovo, e quindi esso accettava con tutto su. Accettava con su Papa e accettava vinzasa con s'amico Eusebio de Vercelli. A questo punto il fattisso è tornato in castello a undi in su 370 e molto. E molto in castello e danti interrao in sa necropoli antica dessa città, chi via da voi cristianos accanto a su luogo a undi ianta interrao a su santo martiri Saturnino. Sa tomba è stata agattata de santo Luciferro, che via da imbussata de uno mosaico ed enia da d'uso losasa a identificare sa sepoltura. Questa losasa vunti moi in sa cattedrale de Castello. E noi invece si siamo proprio in sa cripta che antivabricao a protezioni de sa tomba antica de santo Luciferro. E questa tomba s'agatta proprio a sutta dei Space Muse e noi andaso ad visitare. Sa cripta vera e propria de Santo Luciferro, in questo periodo a Dolummanno non si può visitare, poi si punti in mezzo sdarrotto si sintonacos e quindi è serrata. Ma accanto a essa c'è quest'altro luogo che è spantoso,
Questa è sa cripta chi dinanta dei santus Rudis et Elianus, fianta dus anticus romanus che punti bivius in noi in Casteddu e in su 1615 cantante agattao questo logo dus antipicau martiris e antidonau su nomini proprio a sa cripta. Questa cripta funeraria romana è sammellus allocata de dotto Casteddu e si ha proprio s'idea de commenti vestiti in s'antichidadi un luogo di aicci. Fiata proprio un apposentum manno, un fabbrico manno fatto a mattoni e in murus, in spammentus, via tutto preno de tumbas e fianta tumbas de famiglias, de gremios, de mestieris e tutta una cosa aici. In noi antagattau medas tumbas e unnau ancora sanas con is iscrizionis e medas de custas iscrizionis funti stettia gretias de martiris. Su logo è stato scoperto in su 1615 e scava completamente in isannus che punti sichius. Bieus commenti bianta questa tumbas, sinanta arcosolius e tenianta in fondo una fossa e a pizzus atrulloculus con immortus postus commenti de nubrana satro. In calincuna tumba ancora ci funti is arrastros de is coperturas. In questa cripta si binti vinzas ancora arrobus de losas funerarias con is iscrizionis, uno sarcofago, su pavimento fatto tutto a mattone a schiene pisci. Insomma, è proprio un luogo bello vinza de biri. Accanto a questa cripta c'indesti un'altra che uso già bio in sa puntata a Pizze Santo Lugiori e è sa cripta proprio de Santo Lugiori, il sapuro scoperta e scavata in su 1616. Commenti is ossus de Santo Lugiori e tutto is atros i punti stetti agattaus in questo logo, is ossus puru de Santo Luciferro funti stettius portaus in sa cripta de su santuario dei martiris in sa cattedrali de Casteddu, ancora in guni sa cattata. In su santuario dei martiris de sa cattedrale de Casteddu non podia mancare s'altare a sa cappiglia dedicata a uno dei santus de prusum porto in sa storia de sa Cresia Gallarittana, Santo Luciferro. Quest'altari è stato fabbricau a posti che punti stetti a sagattata e reliquias in su 1623. Bieus in noi come è fatto saltari, potta da uno cascione de mramori a su centro, proprio in su coro de saltari, a un depintao Santo Luciferro, drommendi tranquillo su sonno de San Motti. Ai spesi potta da una coppia dessa iscrizioni funeraria cosa sua, mentre in su nicciu bieso sa figura de su vescovo, con sa gruci patriarcale in sa mano, e sa cosa de prusum portu su viviali che è frimmau a su centro con sa figura de una stella, pari di uno sole ma è una stella. E questa è sa stella de su mengiano Lucifer, commenti da naranta is anticus romanus, de sa cali su santo appigau su nomini, ma arrecodaus in di sempre non è Lucifero diavolo, ma è Lucifero Gesù Cristo, su chi porta da sa luce de su mondo. Saltari, bieso chi estia entro una cappiglia che è decorata in ogni arrenconi con una ricchezza straordinaria.
In pari a Santo Luciferro, in questa cappella, punti dudauso vinzas esatros santos, che punti stettius agattauso, tottas in girio de sa tumba cosa sua, accanto a sa basilica de Santo Saturnino. Nibieus i figuras pintadas in su muro, in pari a itta. Ais iscrizioni proprio originali che punti stettias agattadas in su 1623 in sa tumba de Santo Luciferro, una de forma triangolare che è stata agattata proprio in sa pittura diretta de su santo, quindi toccando i ossus, e s'altra un pago pro mannitedda, a 11.8 sa descrizione de su santo e sa iscrizione funeraria propriamente in arada, che è stata agattata a pizzo de sa tumba. S'altari de Santo Luciferro è stato fatto fabbricare de su successore immediato de Don Francisco de Esquivel, Don Ambrosio Machin de Achena, che è stato su devoto grummanno de questo santo. Don Ambrosio Machin de Achena è interrato in su puro a intre sa Seu de Casteddu e andò a sapere sa tumba sua, poi da depo fai tutto un altro discorso. Proprio in bucca a su santuario dei Martirisi, in su transetto a mano manca dessa cattedrale de Casteddu, s'agatta da su mausoleo de Monsignori Ambrosio Machin de Achena, arciobispo de Casteddu. Questo vescovo, arciobispo, è stato questo che ha finito i traballus de su santuario dei Martirisi, essendo stato su successore immediato de su fondatori Monsignori Francisco de Esquivel. Quando in su 1623 funt stettias agattadas i reliquias de Santo Luciferro, Monsignor de Esquivel non ha fatto un tempus a sistemare questa cappiglia de su questo santo, poi temotto in sanno 1624. Doncas a questo incarico è stato ubicato de Monsignor Machin de Achena. A posto di questa scoperta di queste reliquie, in Sardegna succede un grande avalotto, poiché i sassaresos, che diventano invidiosi in questo periodo dei casteddaios, hanno cominciato a dire che Santo Luciferro non sia santo, che vi è stato un eretico, molto scomunicato, eccetera. Doncas, Monsignor Machin de Achena ha dovuto un processo ananti dessa curia romana e questa cosa è proprio ricordata proprio in iscrizione funeraria de issu, un processo può dimostrare sa santità del suo predecessore cosa sua Santo Luciferro. Ha raccolto una grande quantità di documentazioni storica e ha scritto un libro imprentato in Roma in anno 1639, tutto in latino, intitolato Defensio Sanctitatis Beati Luciferi Archiepiscopi Calaritani, in sardo e adessi Defensa dessa Santidadi de Santo Luciferro Arciobispo de Casteddu. A patti in notizia storica, in questo libro ci punti tutto il risultato di una indagine un'ai archeologica e storico-artistica che Monsignor Machin de Achena ha ordinato de vai in sa diocesi cosa sua, via andava a ciccai tutto is cresias antigas, tutto is statuas e tutto is pinturas che vessinti in calincuna maniera accappiadas a su culto antico de Santo Luciferro. Entre queste cresias, che punti tutto descrittas in un fascicolo, un volume in mano che c'è in s'arcivo arciobispali e che eus andai a viri, c'indesti una che ancora esistiti e che è sa parrocchiale de Bidda Ramosa e un'altra gresia che eus andai vinzas a viri è sa gresia de Santo Luciferro in susatto de Sadali. E poi si trasfereus può andare a Ciccai, sia in Gunisi in Bidda Ramosa e sia in Sadali i testa parrau de gustas cresias de su santo. Bidda Ramosa est
A Salaccana, a intro del suo capitano de Casteddu e su Sulcis. In questa bidda zagatta da s'unica gresia parrocchiale dedicata a Santo Luciferro. Sa bidda è di origini abbastanza recenti, basti dannare che è stata tornata a fondare in su 1645 per ordini del su marchesu dell'epoca che si narrata Don Blasco de Alagon. Insieme a in questo luogo esistiano due biddas che si narranta Pau Giosso e Pau de Isbingias e in Pau Giossu ci via da una gresia dedicata proprio a Santo Luciferro. Duscieuso grazie a un documento di donazioni che su Giugi de Casteddu del su 1089, isenarada Costantino, e ha fatto ai sparas Vittorinus che vivianta in sagresia de Santu Sadurrino. In su dinara proprio chi da regalata po isa bisogno scosanzoru sagresia de Santu Luciferro de Pau. In noi doncasa ci via da gusto questa venerazione antichissima in onori de gusto santu e questa venerazione antichissima del suo Medioevo esti prosegue a Sighiu in su tempus moderno. Sagresia dubiesi commentesti, a seconda dei suoi stili di quest'epoca, a metà del su 1600, esti dei stili tardo gotico e rinascimentali, classicista. Con faccia arrabbiata, una grande ventana d'onda e sarcu a punta po' s'ingresso. Intrauso a biri s'interno. Chi s'affacciara de sagresia est ancora dei stili d'ardo gotico, ha intruso issa è proprio dei stili rinascimentali, che via su stili rinascimentali classicista, che via Pighendi Bay in Sardegna proprio a partire da sa metà del su 1600. Dubiesi sagresia come testi, teni sa bovida fatta a arco, proprio dei su stili rinascimentali. S'ornamento de sagresia ha intruso è stato usato a partire da sa metà del su 1700. Del su 1740 esti saltari maiori in marmoris de varios coloris, fatto vai de uno canonico che si narrada Pizzolo. Su quadro ha un dipintao su santo, in genogonisi anante Nostra Signora domandendi sa benedizioni de Nostra Signora di Gesù Cristo a pizzo de Sabidda, esti stetiu fatto de un vintori de Casteddu che si narà Sebastiano Scaletta in sanno 1751. Sa statua invece de Santo Luciferro, che è una statua dell'inna pintata con uno stile che si narra a sa spagnola e stoffato de oro, esti de Bottega Sarda e s'adattazione cosa sua esti a Singirio a sinizio del su 1700. Su stili est ancora spagnolesco. Sa mitra e sa grugi de bratta, funtistettia sa vattasa, sa mitra in su 1841 e sa grugi a traversa doppia, che si narra grugi patriarcali, sa datazioni esse su 1775. Cosa meda de importo esti sa grugi vettorali d'oro chi denidi in pittura a Susantu, che è proprio uno gioiello antico de Singirio de inizio del su 1700 de stili spagnolo, che è proprio uno dei gioielli de sprendasa brus anticasa che isagati ancora allogata in tutta sa Sardegna. In questa gresia c'è pure una cosa che ha provato Deo e tutto quando vemo Viciochedo in su 1997. Esti sarri cliari con sa reliquia una roga e osso de Santo Luciferro che è stato donato a questa parrocchia del sarciobispo de questo tempus che via da Monsignor Ottorino Pietro Alberti.
seuso in s'archivio storico diocesano de Casteddu, può obire in persona tutti i documenti che pertoccano a sta scoperta de sa tumba de Santo Luciferro, acontessia in su 1623. E funti tantus e talis questi documenti che così uso totus impari, funti bene a formare questo grande volume, intitulato Actas Originales sobre la milagrosa invención de las sagradas reliquias del glorioso San Lucífero Arcobispo de Càller, con las informaciones que se recibieron sobre esto y su constante santidad. Seranai autus notarilis originalis a pizzu de sa miraculosa scoperta dei sacras reliquias de su glorioso Santo Luciferro, Arcobispo de Casteddu, con is informazionis chi si vunti arricciasa a pizzu de gustu fattu e de sa costanti santidadi cosa sua. Quindi sa fama di santidadi chi su santu gozada in Sardegna, finza sa primo chi si agattessi su corpus con in reliquiasa. E ci vunti noi, sindici, e poi tutti i documentus scritus dei notaios e firmaus deis testimonios, documentis esti arribaus a scoperri sa tumba de su santu, e custa esti s'iscrizioni chi est agattata a pizza sa tumba, pintata un'otta, pintata sa segundotta, custa iscrizioni impari con cust'altra ancora s'agattanta muradas in su santuario de sa cattedrale de Casteddu accanta de s'altari a undi punti inserradas in reliquias de su santu, sempre tutto in notizias, informazioni, dei documenti stetti fatto su scavu, de tutto i cerimonias che si funti fattas a pusti di essi agattau in reliquias, e noi arribaus alla informazione buda sopra la inmemorable santidad de San Lucífero Arcobispo de Càller, primat de Sardinia et Corsica. In noi vunti dottu is documentus i vunti stettius arriccius a pizzo de sa venerazioni tradizionali po Santo Luciferro in ogni luogo de sa Sardegna. E sa cosa de grande importo e de grande interesso de gustus documentus funti i disegnos de iscresias antigas dedicadas a su santu. Una già da conosceus, issus si vianta sbagliaus, ianta pigau a sinizio sa gresia de Santu Lujori de Gerargius po una gresia de Santu Luciferro, ma nosu già scieusu che gusta esti sa gresia de Santu Lujori, con i santus compangius cosa sua Cisello e Camerino, e questa gresia da Biesi in noi già in mezzo sciusciata, commenti ancora in dideo esagattata. E poi ci vunti isatras cresias sprazzinadas in mezzo de sa Sardegna, ma ananti de arribai gussas, ecco su noi c'è sti proprio su disegno documenti via sa gresia sotterranea accanto de sa basilica de Santo Sadurrino, a undi esti proprio avvegna sa scoperta de sa tumba de Santo Luciferro. Custa gresia sotterranea de ubi uggiai esteti a meta trasformata e prus non si conosci di documenti via prima, e questo proprio è sa testimonianza de commenti via da cando danti scavata. Custa è sa pranta e custa invece esti sa vacciara. E a Savini proprio torra sa gresia de Gerargius e a Savini de Neuso.
Uno disegno dei commenti via Sagresia, sciusciata de Santo Luciferro in Susato de Muravera e a Savini, su disegno dei commenti via da Sagresia, sempre sciusciata de Santo Luciferro in Susato de Sadali, commenti via da e commenti esti, poita Augusto Ruderi, ancora Zagattada, pruso mancuso in sa proprio situazioni che bieuso vintata in questo disegno e moi impari andauso proprio ad agicai. Con grande stente fatica, Sardigna sagrada e l'ompia in Susato de Sadali, in Sagresia de Santo Luciferro. Una gresia antica meda, che i commenti poteu ubiri, e stetti avvatta a intro de su Galidarium de una derma romana. In noi seuso in soru de su Flumendosa, proprio in sa vallata de su Flumendosa, che via s'unica strada può entrare in sa Barbagia benendi dei Scampidanos in s'antichidadi. E in noi vi ha proprio Salacana dei territorios romanos e barbaricus. Quindi, tutta questa provincia controllata dai romanos e tutta questa terra che via da in mano dei sbravaginus. Un luogo che è stato studiato in sus 600 dei commissarius de Don Francisco de Esquivel e poi de Don Ambrosio Macin de Achena, che sa donau proprio s'immagini de questo luogo, commenti via de gustus tempus, non meda diversos de commenti esibiti in moi, in suo libro importantissimo Cosa Sua, Defensio Sanctitatis Beati Luciferi Archiepiscopi Calaritani, bessio a Roma, imprentau in Roma in su 1639. E adesso proprio una cosa de vai, isi scavus dotto in noi a Singirio, poi Taddeo seu convinto che proprio in noi sia sagrai può comprendi questo che Antonino Vigus, in suo libro Cosa Sua Bessio, in su 1973, serriata l'enigma di Lucifero di Cagliari, quindi sagrando questioni del Luciferro de Castello. Un'otta vattoso isiscavoso e meda probabili che si pozza proprio arrivare a comprendi su grande misterio del Luciferro de Castello e dessa storia, dessa venerazione cosa sua. E con questo si salutauso e si donauso appuntamento a l'ultima puntata de Sardigna Sagrada che adesso è dedicata a Sant'Eusebio, su compagno, s'amico e in s'ultima parte de is vidas in zoro, uno vago su nemico del Luciferro de Castello. Questa vaina è stata fatta con s'aggiudo della Regione Sarda, imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22.